Ho cominciato con il marchio che rappresentava Bosco, che era la Ford. Per un bel po' di anni ho venduto queste Ford, ne ho vendute tante, posso dirle, in provincia di Belluno. E poi 46 anni fa ho lasciati per passare con la Mercedes, che oggi io, i miei figli in particolare, uno segue le vetture e uno segue i veicoli industriali. Oggi abbiamo un impegno abbastanza importante, abbiamo Belluno, Treviso, Venezia e tutto il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una decina di filiali. Francesco Carraro nasce a Maser il 2 aprile 1942. Il padre Ruggero, fabbro e allo stesso tempo oste del bar di famiglia, ha un unico sogno, quello di far diventare il figlio maestro di scuola. Desiderio mai avverato, perché il giovane Francesco preferiva il mondo dei motori e ben presto riuscì a trovare lavoro come meccanico in una officina a Belluno. A Belluno sono arrivato che non ero ancora sposato. Quest'anno, fra l'altro, faccio 60 anni di matrimonio, faccio i miei 80 anni, sono ancora attivo nella concessionaria. Vado a tagliarmi i capelli e arriva un signore di Belluno che si chiamava Cibian Antonio, persona eccezionale, una bellissima persona, bravo, aveva una bella clientela, Alfa Romeo. Sto andando in cerca di un meccanico e di un capo officina, perché ho il figlio che va a fare il militare. E il figlio che mi stava facendo il servizio, eccolo qua, dice. E da là a parte, nel giro di pochi giorni, vengo su a Belluno. Nel 1965, grazie alle sue abilità di meccanico, Francesco Carraro ricevette una proposta di lavoro dal concessionario Ford dottor Mario Bosco, che gli offrì di andare in Cadore. Il dottor Bosco, che per me è stato come un genitore, una persona che è sempre ammirata come sua immagine, anche perché faceva il medico di giorno lui, e lui aveva bisogno di un qualcuno che portasse avanti tutta l'attività. Mi ha offerto la possibilità di andare in Cadore, aprire l'officina a 23 anni. Avevo casa a Belluno, che mi ero appena sposato, avevo avuto un bambino. Sono venuto su a Pieve di Cadore, a Tagli di Cadore, esattamente con 500.000 lire prestati da un amico che mi ha prestato questi soldini. Avevo mia moglie e Ruggero dentro su un piccolo camioncino e di dietro avevo lo zio con tutta la mia capitale, era dentro là. Ogni tanto su per la Cavalera mi fermavo per vedere lo zio come che stava e lui diceva avanti, avanti, andiamo su per la Cavalera, arriviamo a Tai. Siamo arrivati proprio come due avventurieri, guardi, le dico il vero, abbiamo piazzato questa officina. Mi scaldavo dentro su questa officina di 400 metri quadri con un bidone dell'olio e bruciavo l'olio esausto, una cosa che detta oggi è da vergognarsi perché emanava un fumo che non le dico dentro l'interno, un piccolo camino che scaricava, aveva un bruciatore vecchio che bruciava questo olio esausto. Le capacità del giovane Carraro non si limitavano soltanto al lavoro di officina. Si stava infatti affacciando quella vena commerciale automobilistica che lo avrebbe accompagnato d'ora in avanti. Ho cominciato appunto a fare il meccanico, capo officina, e di sera andavo fuori con una borsetta a vendere automobili, se non che pian piano è venuto fuori questa vena commerciale che si sono accorti un po' parecchia gente. Andavo al bar a fare i contratti con i miei clienti, poi dicevano fermati che beviamo un bicchiere, no 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 perché ho Tony che mi aspetta, via, e andavo a fare i miei affari. Sono sempre stato un uomo che ho visto un po' sugli affari, ecco, ho curato sempre forse poco le amicizie, diciamo così, che in 4 anni ho fatto cose eccelse, che la Ford, l'ora che trattavo, era officina autorizzata,
mi ha offerto la possibilità di avere la concessione, se non che il dottor Bosco l'ha capita questa cosa, ha detto torni giù da me che facciamo qualcosa assieme. La crescita professionale di Carraro spinse il dottor Mario Bosco a chiamarlo con sé a Belluno nel 1969, proponendogli di entrare come partner commerciale nella concessionaria Ford Eucar di via Tiziano Vecellio. Una proposta irrinunciabile, ma che lo obbliga, con la moglie Ernestina, ad abbandonare il progetto di costruzione di una casa a Nebbiù. Sempre a Tagli di Cadore, nella zona di Pennare a Nebbiù, c'era una bellissima piana, avevo acquistato un terreno e avevo cominciato a fare su una villetta per andare a abitare, perché ero in affitto. Quindi quando che cose abbiamo visto che cominciavano a andare benino, ho detto prima cosa mi faccio la casa. E invece siamo arrivati al primo piano, è arrivato qua, proprio a Lorenzago, il dottor Bosco di domenica ha cercato di chiamarmi fuori dalla baita perché di mia moglie aveva un certo riguardo, perché sapeva che mia moglie non stava tanto bene giù, eravamo dipendenti, qua sa, le cose sono andate subito bene a Pieve di Cadore. Ho venduto casa con i pianti di mia moglie, attività e tutto, e sono sceso forse con un camioncino un po' più grande, forse. Questo non lo ricordo. Nel 1976 la grande svolta, da concessionario British Leyland al prestigioso marchio tedesco Mercedes-Benz. Divento concessionario, intanto il concessionario più giovane d'Italia. Quando che questo tedesco ha firmato il mandato, ha detto: ma sa che lei è il più giovane d'Italia, mio concessionario? Non sapevo questo, quindi mi ha dato il mandato solo per i veicoli industriali. Avevo quasi un impegno con altro marchio che è stata una fatalità, perché doveva venire su quel giorno, ma credo che la vita sia fatta sempre di tante fatalità. Quel giorno doveva venire su l'amministratore delegato del Renault Veicoli Industriali a casa mia per firmare il contratto, se non che questo signore non stava bene, ha detto rimandiamo la prossima settimana. Fatalità proprio, ha voluto che è arrivato Mercedes a suonarmi il campanello, avevo già fatto domanda io, mi dice noi avremmo deciso per darle il mandato a lei. Però ho detto ormai ho dato parola, ma non avevo ancora firmato niente. Questo ispettore di zona telefona all'amministratore delegato di Mercedes-Benz, dice guardi che era in contatto, ormai sulla parola definito, ma ha firmato? Dice no, non ha firmato, me lo faccia venire giù domani stesso a Roma. Ho preso il primo aereo, sono andato giù a Roma e le ho detto a mia moglie questa volta abbiamo fatto bingo, perché il marchio mi piaceva, sapevo che era un marchio interessante. E così è stato, sono andato giù a Roma, sono venuto a casa con il mandato subito e poi secondo ho avuto anche le vetture. Questo signore tedesco che si chiamava Breithaus, amministratore delegato di Mercedes-Benz Italia, mi dice dispiacerebbe venirmi a prendere all'aeroporto di Venezia, che vorrei andare a Sesto Pusteria io e mia moglie, così passo a vedere la sua nuova concessionaria veicoli industriali. Ma senz'altro, ho detto scherzi. Insomma mi presento a Venezia con un Range Rover nuovo, bello, perché vendevo i Range Rover, pronto per caricare questo signore, e andiamo su a Sedico, le faccio vedere la mia concessionaria, partiamo, faccio la strada, via Tiziano Vecellio, Belluno, e c'era un mio collega che trattava le vetture. In Italia erano appena arrivati loro come Mercedes-Benz, perché c'era in Italia un importatore che trattava le vetture, però loro dovevano prendere in mano tutto, camion, vetture, tutto, come che hanno fatto. Quindi io ho cominciato dall'inizio proprio con questa Mercedes-Benz Italia. E questo signore che io avevo in macchina, che era amministratore unico della Mercedes, vede le vetture Mercedes esposte assieme di Jaguar, assieme di NSU, assieme di Simca, altri prodotti. Mi dice si fermi, passando pian piano in via Tiziano Vecellio.
E ho fatto marcia indietro con questa Range Rover, ma io non ho neanche pensato perché non mi interessava allora il Golf. Io trattavo le British Leyland inglese, un marchio che aveva dentro il Range Rover, aveva l'Austin, aveva Triumph, erano prodotti un po' vecchiotti, diciamo così. Però avevo vinto un premio di andare in Inghilterra. E vado io e mia moglie, eravamo 4 concessionari che hanno portato in Inghilterra a vedere dove costruivano questi fuoristrada. Il Land Rover, ricordo, era trainato da dei neri che trainava la catena di montaggio, lavoravano con dei zoccoli di legno sotto perché lavoravano sulla terra battuta, non c'era neanche. Ed ero appena stato in Germania sulla fabbrica di Mercedes a Wörth, dove era già tutto robotizzato, una cosa da perdere la testa di quegli anni. Cavoli, ho detto, qua si tratta di prendere una decisione, perché questo, a fine anno che facevano questa cena aziendale, si alza in piedi questo Bright Out, dice: su Belluno ho visto qualcosa che non può andare, da una parte i camion, da un'altra parte le vetture trattate assieme di tutte le altre, compreso da Carraro. Allora io le do il mandato delle vetture a Carraro a condizioni che lei molli la British Leyland. E io ho fatto un po', pensandola adesso, la sciocchezza di dire no, guardi, io British Leyland non la mollo perché stavo bene, era un marchio che si guadagnava bene. Ho detto cerco di resistere, di tenerla, ma ha ritratto anche le vetture. E invece lui ha detto no, guardi, lei deve prendere una decisione, se vuole tenersela se la tenga e non le do le auto. Se non che dopo aver fatto questa visita che le stavo dicendo in Inghilterra, sono venuto a casa e ho detto a mia moglie: diamo disdetta subito e accettiamo le auto di Mercedes, però questo signor Bright Out tedesco me l'ha fatta purgare per un anno, mi ha fatto andare giù, su e giù da Roma tantissime volte, era arrabbiatissimo con me per questa uscita che le ho fatto, perché rinunciare alle sue automobili per tenere le British Leyland. Il matrimonio con il marchio di Stoccarda ha consentito a Francesco Carraro di consolidare una partnership molto forte, che ha decretato l'espansione del gruppo di concessionarie nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Circa 35 anni fa, per esempio, Belluno mi stava stretto, sono andato nel Trevigiano, perché dopo del Trevigiano sono andato nel Veneziano. Perché? Perché purtroppo adesso non so se sarà quello che servirà anche il futuro, perché siamo ancora in un momento di grandi cambiamenti, ma credo che come siamo organizzati ormai avremo ancora le nostre soddisfazioni. Siamo uno dei pochi in Italia che ho solo questo mandato, perché assieme di un piccolo mandato di autovetture particolari che è il Subaru, hanno fatto una gara, è venuta fuori la Carraro più completa nell'assistenza, nella vendita. Non mancano certo vicende curiose per Francesco Carraro, come quella di essere stato per un giorno l'autista di Papa Giovanni Paolo II. Era da poco scomparso il suo predecessore, Albino Luciani, e a Belluno, il 26 agosto 1979, tutto era pronto per la visita di Karol Wojtyła. Albino Luciani me lo ricordo da cardinale, che veniva su con questa macchina nera e passava davanti, salutava, e là io avevo la casa vicinante. Lui aveva una nipote sposata nella famiglia Deleva, della zona sempre di Mier. E quando veniva nel Bellunese passava a salutare questa nipote, e più volte ho avuto l'occasione di conoscerlo. Poi è successo che è diventato Papa, è arrivato Wojtyła, e Wojtyła, prima uscita che ha fatto dal Vaticano, è venuto su a Canale d'Agordo. Avendo io mio figlio Ruggero che bazzicava dentro per il vescovado di Belluno, gli ho detto: Ruggero, chiedili al vescovo Ducoli se gli interessa avere le macchine, che io lo trasportiamo noi. Oh, magari, ha detto Ducoli, magari ci sia. Giovanni, mio figlio,
era un ragazzino, abbiamo fatto una Land Rover tutta tappezzata in rosso e poi con una vettura l'ho accompagnato su, è nato nel Marmolada, era un giorno che pioveva che non le dico, mi ha dato un portachiave che ogni macchina che cambio tutti lo sanno che me l'ha consegnato lui, è ormai consumato, che per la strada verso Cencinighe credo, ero scortato da 4 poliziotti e ho preso una pozzanghera di acqua perché una giornata che era un inferno di giornata e ho lavato tutto un poliziotto e mi batte sulla spalla, amico vai piano che... e sono andato piano e mi ha sempre chiamato amico. Cosa succede poi? Che io lascio appunto la British Leyland, passo con le vetture Mercedes e i primi anni la mia concessionaria vince un premio perché abbiamo fatto una sottoscrizione di lasciare una certa cifra per comprare una macchina per il Bambino Gesù a Roma. Abbiamo speso una cifra molto molto importante e siamo stati invitati in Vaticano da Wojtyla per portare questa cifra. Eravamo in 10 concessionari, c'era anche mia moglie, e arriva il Papa Wojtyla, passa uno a uno, salutarci, darci la mano, e quando arriva davanti a me ho detto si ricorda santità di me, con questi 2 occhietti che ancora li ho davanti azzurri, mi guarda, ma tu sei mio amico, mi dice, immagini un po' i miei colleghi, ma guarda Carraro è amico anche del Papa, veniamo qua dentro il Vaticano, quindi tu sei il mio amico. E ho detto, si ricorda che l'ho accompagnato? Ma certo che mi ricordo, che era quel giorno che pioveva forte, ha detto che c'era quel temporale, ha detto. Francesco Carraro ha un legame affettivo con il Cadore e in particolare con Lorenzago. Un ramo della sua famiglia discende dai Piazza, originari proprio dal paese del Papa. Il Cadore inizia nel 1965, avevo 23 anni e da allora mi sono sempre affezionato in particolar modo proprio di Lorenzago. Lorenzago perché è un paese che a mio giudizio è bellissimo, va un po' aiutata a sto momento. Il turismo non andava abbandonato, vediamo la vicina Alto Adige che fanno delle cose grandissime. Mia nonna è partita da questo paese, da Lorenzago, circa nel 1870. Lei e una sorella sono venuti a Maser per spigolare con carretto. Non so, poverine, quanto ci avranno messo. Fatto sta che si sono trovate tutte e 2 da sposare a Maser. Sono andato in cerca proprio delle origini, ho trovato dei lontani parenti, adesso in questo momento ne ho più di uno, sono saltati fuori più di uno, quindi sì, ormai diciamo sono affezionato a questo paese. Si dice che dietro un uomo di successo vi sia una grande donna. Per Francesco Carraro, la moglie Ernestina ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle scelte familiari e professionali. Sì, mia moglie sempre, credo abbia una macchina da mantenere il ghiaccio, perché bisogna sempre mettere su certe teste tanto ghiaccio, ma anche i miei figli. Lei è una portatrice di ghiaccio. Quest'anno pensi a 60 anni che siamo sposati, che siamo assieme forse 63-64 anni. Direi che stiamo bene assieme, purtroppo sono 80 anni per me quest'anno, lei ha qualcosa di meno ma non tanti anche lei, stiamo ancora bene, ci manteniamo, cerchiamo di mantenersi anche più che possibile in salute, quindi sì, è stata sempre una brava compagna. Abbiamo cominciato proprio da niente e insomma oggi lascio una bella attività che sono orgoglioso, con 320 persone, sono contento di quello che ho fatto, diciamo, ecco.